Durante questa serata parleremo di come valorizzare le differenze generazionali. Siamo in un periodo storico in cui all'interno delle organizzazioni troviamo ben 5 generazioni differenti, 5 generazioni che hanno stili, motivazioni, valori molto diversi, che hanno bisogno di essere integrati perché non si scatenino conflitti o non si scatenino situazioni spiacevoli all'interno delle organizzazioni. Quindi nella prima parte affronteremo anche quali sono le caratteristiche di queste generazioni, nella seconda parte daremo suggerimenti pratici per far evolvere l'organizzazione e riavviare il sistema del mercato del lavoro. Quello che succede nelle aziende è il frutto delle dinamiche che avvengono nella società. Io avrò il compito appunto di verificare, di riflettere su quali sono le dinamiche demografiche che stanno avvenendo nella società e che in qualche modo possono essere all'origine delle incomprensioni generazionali.